Interrompiamo Rita Capodicasa per ricordare che oggi pomeriggio qui al Circolo Empedocleo, lei sta facendo in questo momento le prove, ecco, ci sarà un interessante concerto dedicato a un grande maestro che è Lizzi. Sicuramente è il più grande compositore che Agrigento abbia mai avuto, e ringrazio Pippo Adamo per aver messo a disposizione questa bellissima sala dove senz'altro Lizzi si esibì nei lontani anni 50, quando insegnava appunto all'istituto magistrale. Poi ebbe la possibilità di calcare grandi teatri siciliani, di dare le sue opere, Pantea, L'amore di Galatea, La sagra del Signore della Nave, dati al Massimo di Palermo, dati al Bellini di Catania con la collaborazione di Quasimodo, e poi al San Carlo di Napoli. Era considerato nell'ambito anche dei grandi musicisti dell'area del Conservatorio di Palermo, dove ebbe modo di insegnare, era considerato il massimo musicista ai tempi degli anni 60. Agrigento lo ha un po' trascurato, ma adesso appunto con questa serata rinverdiamo la musica per pianoforte, che è considerata tra virgolette come se fossero opere minori, ma non sono minori, perché hanno questo gusto arcaicizzante, un'atmosfera da sogno, molto evocative, surreali, che ci ricordano le atmosfere del mito greco, della nostra valle, a cui tanto Lizzi si ispirava per le sue opere. Eseguiremo la sonata in La, il Piffero magico, molto incantevole, suggestivo, dei brani Preludio e Scherzo, e poi Giovanni Gallo al pianoforte, Minuetto delle quarte, e poi appunto Iole Pinto e Michele Salvatore, musica da camera, sempre ispirati ai grandi come D'Annunzio, su testo di Petrarca, su testo di anche appunto di Pianto antico di Carducci, e seguiremo alla fine Debussy. Voce di Luna Calante, Francesco Paolo Tosti.